Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici e benvenuti a Regioniamoci Sopra qui su Radio Libertà, sempre Giuliano Zulin con voi. Come sempre, di cosa parliamo? Di i problemi che riguardano le nostre regioni. Abbiamo detto più volte che c'è un fantasma, più che un fantasma è qualcosa di concreto che si aggira, diciamo, nelle cattive, brutte stanze dell'Unione Europea, ovvero la riforma dei fondi di coesione per il prossimo bilancio dell'Unione Europea che andrà in vigore dal 2027. Qual è il tema? Il tema è che i fondi di coesione, che sembra una parolaccia, ma sono quei fondi che vanno direttamente alle regioni, saranno decurtati, ma soprattutto i soldi non arriveranno più direttamente nelle casse regionali, ma arriveranno nelle varie capitali e poi le capitali gireranno i soldi ai vari territori, alle varie regioni, in modo da, tra virgolette, portare avanti sempre dei progetti. Diciamo questo, che questo meccanismo cosa comporta? Comporta che il governatore, il presidente della regione non avrà più l'autonomia di poter organizzare, gestire, programmare degli interventi per chiaramente il proprio territorio, in quanto i soldi dovrà andare a contrattarli presso la capitale del suo Stato. Poniamo il caso nostro, delle regioni che hanno sempre beneficiato di questi fondi di coesione europei per agricoltura, ricerca, innovazione, impresa giovanile, non potranno più contare su risorse certe che tu sai che arriveranno sempre a quella determinata data, per il semplice motivo che i soldi saranno meno i soldi, punto uno. Secondo, arriveranno a Roma e quando vai a Roma poi ci sono dei criteri diversi, perché in base ai criteri che vengono utilizzati dai singoli stati si andrà maggiormente a decurtare ulteriormente le risorse verso determinati territori che, diciamola tutta, sono quei territori che, come si dice, sono anche più efficienti nell'utilizzo dei fondi di coesione europei, dei fondi europei. Che poi, se vogliamo dirlo, una cosa che fa un po', uno pensa che il fondo di coesione sia una roba, tra virgolette, che non si capisce cosa sia, no? Abbiamo detto anche qui a Ragioniamoci Sopra un paio di settimane fa che, facciamo un esempio, la Polonia sta diventando, credo, ma potrebbe anche diventare la più grande potenza a livello di crescita economica, tasso di crescita economica della UE, perché ha usato bene in maniera intelligente i fondi di coesione. E tanto che il reddito pro capite della Polonia negli anni 90 era sotto i 20.000 euro l'anno e adesso siamo a livelli della Gran Bretagna, cioè sopra i 40.000 euro. Per cui siamo in presenza di fondi utilissimi che il territorio praticamente se un territorio è in grado di spenderli bene, è ovvio che può solo che beneficiarne. Certo, ci sono delle zone dove i soldi non vengono spesi bene, ma quello è un altro problema ancora. E quindi non è che il tema sia togliere a chi è capace di spendere per darli a chi una capitale o uno Stato centrale che in realtà proprio per sua natura rende più macchinoso e, diciamola tutta, inefficiente l'utilizzo di quei fondi lì. Abbiamo visto nel PNRR che l'Italia è all'avanguardia o comunque fra i primi in Europa nella capacità di spesa, però non è che noi possiamo dire che il PNRR ci ha cambiato la vita. Permette all'Italia di non andare in recessione, questo sì, ma non lo vediamo direttamente, mentre il fondo di coesione regionale lo vedi direttamente, perché quando tu aderisci a un bando regionale che sia legato all'agricoltura, che sia legato al turismo, che sia legato alla impresa giovanile, femminile, alla ricerca, all'innovazione, lo cogli subito e benefici subito di quel bonus, chiamiamolo così, perché a volte sono finanziamenti a fondo perduto. Riferendoci proprio alle PMI, cioè in questi giorni, diciamo, c'è stata un po', questa qua è la settimana, questa è un po' la settimana europea delle regioni e delle città, no? Allora, un po' di numeri proprio a livello europeo, no? Tra il 2014 e il 2020 la politica di coesione
ha sostenuto oltre 2 milioni e mezzo di piccole e medie imprese, ha sostenuto la creazione di 370.000 posti di lavoro e strutture di assistenza, per esempio, all'infanzia per 24 milioni di bambini, contribuendo ad aumentare il PIL della UE dello 0,6%. E i numeri li ha dati praticamente Kata Tutto, che è una esponente socialista ungherese, la quale è la presidente del Comitato delle Regioni Europeo. Insomma, parliamo di numeri incredibili, no? Cioè, numeri incredibili che, ragazzi, cioè, se verranno meno, sono problemi enormi. Ma tra l'altro, se vogliamo fare, per esempio, andare soltanto a capire quanto può influire questo, non so, sulla regione Lombardia, no? Sulla regione Lombardia vi leggo solo una cosa, no? Cioè, c'è anche proprio un documento fatto dalle regioni stesse che porta avanti una richiesta di rivedere questa idea di tagliare i fondi di coesione, no? Cioè bisogna chiaramente fare marcia indietro e ovviamente bisognerebbe che gli stati o alcuni partiti portassero avanti questa battaglia, perché è una battaglia che, se non verrà attuata, il problema qual è? Che un presidente di regione, adesso noi parliamo delle regionali, praticamente si vota ogni settimana, c'è una regione che va al voto e diciamo tutto, il bilancio della regione è composto più o meno al 70, 80, 90%, 80% dalla sanità sicuramente. Poi c'è una parte di trasporto pubblico locale. Ebbene, queste due grandi voci, soprattutto la sanità, ma anche il trasporto pubblico locale, vivono di finanziamenti che arrivano da Roma, dallo Stato centrale, che vengono destinati poi ai singoli territori in base dei criteri. Chiaramente, per esempio, se la sanità c'è la longevità, le caratteristiche del determinato territorio, la capacità di spesa, insomma, tanti criteri, e l'età media, no, delle persone che abitano in una regione, e il resto, tipo il 10%, anche forse meno, del bilancio regionale, di fatto è autonomo, no, ed è deciso dal governatore medesimo e più o meno è sostenuto da un po' di tasse, non tantissime, ma soprattutto dai fondi di coesione europei, perché tu, governatore, sai che ti arriva X euro e sai benissimo come intervenire o come programmare certi finanziamenti e aiuti in base a imprese, persone, gruppi di ricerca, giovani, innovazione, come abbiamo ripetuto prima, perché tu conosci bene quel territorio lì. Ebbene, appunto, se tu non hai più quelle risorse autonomamente disponibili per la gestione in autonomia, cosa succede? Che tu devi andare a contrattare tutti i fondi a Roma, sanità, trasporto pubblico locale e anche qualsiasi altra voce. Risultato finale: il governatore viene eletto dai cittadini magari con un mandato ben preciso in base a un programma. Poi però questo governatore cosa deve fare? Diventa di fatto come fosse un direttore di una ASL, con tutto il rispetto ovviamente del direttore di una ASL, nel senso che lui non ha autonomia di entrata fiscale, tributaria, di risorse economiche, ma deve di fatto trattare qualsiasi cifra con il governo centrale. E voi capite bene che se io tratto qualsiasi cifra con il governo centrale, primo, rischio di prendere meno soldi, secondo, rischio di addirittura che magari i soldi che una volta arrivavano a me vanno a finire in altri territori, perché i criteri che vengono utilizzati dal governo centrale possono anche essere cambiati rispetto a prima, e quindi addirittura vedo meno risorse per il mio territorio, ma soprattutto non ho l'idea di cosa posso fare l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni. Io vengo eletto per 5 anni, ma io ogni anno devo andare a trattare, diciamo tutto come un mendicante a Roma, no, per avere 4 euro in più per destinarli a qualche progetto. Ma poi c'è un altro aspetto, che se tutto passa da Roma e i criteri li decide Roma come Stato centrale ovviamente, no? Li decide Roma in base anche ai colori politici. Poniamo questo fatto: adesso
per dire, andiamo nel concreto, il centrodestra governa la maggioranza delle regioni, per cui la regione ha un ruolo centrale, il governatore ha un ruolo centrale, per cui la trattativa si svolge a Stato centrale con praticamente il governatore. Nel momento in cui, per esempio, dovesse vincere il centro-sinistra, che si trova in minoranza, no? A livello di presidenze di regioni, però si trova in maggioranza a livello di città metropolitane. Allora, chi mi dice che cambia tutto e di fatto poi cosa succede? Magari quei fondi di coesione di cui dicevamo prima, che verranno gestiti dallo Stato centrale, che dovrà smistarli poi ai territori, può essere che il governo di centrosinistra dica: io privilegio le città metropolitane piuttosto che le regioni. Il risultato finale, le città, adesso diciamo Milano, Torino, Bologna, Firenze, per fare un esempio, no? Napoli, Roma, che sono governate quasi tutte dal centro-sinistra, anzi praticamente tutte, questi beneficeranno di più fondi a svantaggio delle regioni, le quali regioni però hanno il dovere di garantire la sanità. Ma se io ho meno soldi, come faccio a garantire la sanità? Per cui si crea un cortocircuito brutto, e tutto nasce dal fatto che bisogna assolutamente fermare questa, diciamo, idea di voler ridurre i fondi di coesione e di praticamente portare la gestione delle risorse in capo a Roma. Continuiamo a parlare dei fondi di coesione perché è praticamente la battaglia delle battaglie per garantire la vita delle regioni nei prossimi anni, italiane ma anche europee. A fine novembre praticamente c'è stato in Baviera, presso la rappresentanza della Baviera a Bruxelles, è stata presentata una dichiarazione che si chiama Power Regions of Europe per una moderna politica di coesione dal 2028 in poi. Un documento che è stato firmato da 59 regioni da parte dell'Unione Europea, no? Dove si chiede praticamente una riforma non sul fatto di tagliare i fondi, ma cioè la politica di coesione dal 2028, 27, 28 dovrebbe disporre di un finanziamento adeguato per rendere ancora più attraente l'accesso ai fondi. Dovrebbe anche continuare a sostenere il funzionamento del mercato unico e promuovere la buona governance e l'efficienza amministrativa. Sto leggendo da questo, diciamo, la sintesi di questo documento. Inoltre i programmi transfrontalieri e transnazionali possono funzionare solo se tutte le regioni interessate partecipano. Perché anche qui, fermiamoci un secondo, l'Unione Europea ha una moneta unica e un mercato unico, libera circolazione di merci e capitali, benissimo. Paradossalmente può essere che io sia un territorio che abbia più affinità, ma per motivi geografici, economici, ma anche banalmente appunto di distanza chilometrica, con un territorio che sia più vicino a me, che fa parte anche di un altro Stato. No, questa è la vera integrazione europea, evoluzione europea, no? Cosa succede? Che se tutto passa, adesso se ogni regione ha la sua autonomia con i fondi europei, no? E quindi può dire ok, io che ne so, Friuli Venezia Giulia posso lavorare con la Slovenia o con la Carinzia perché sono attaccati a me, creare dei distretti, lavorarci insieme. Se invece passa tutto da Roma o passa tutto da Vienna, da Parigi, insomma dalle varie capitali, cosa succede? Alla fine io devo andare, non posso neanche più fare dei programmi transfrontalieri che magari aumentano addirittura, che portano del bene all'Unione Europea stessa, no? Cioè non è possibile che lo Stato nazionale lavori in autonomia, tra virgolette, che è un contrasto, no, rispetto all'Unione Europea, all'idea stessa di mercato unico europeo praticamente. E questo è una cosa, come si può dire, abbastanza non triste, ma veramente è il contrario di quello che dovrebbe essere l'Unione Europea. E questo cosa comporterà? Comporterà praticamente la fine, cioè un impoverimento del mercato unico europeo a danno chiaramente dei territori stessi e quindi della gente stessa. Per cui poi ci troviamo
ci troviamo di fronte poi a un discorso di come dire, involuzione, ecco la parola giusta, involuzione del progetto europeo, che era un progetto nato, perché poi si cita sempre Spinelli, no? Altiero Spinelli, il manifesto di Ventotene, che parlava proprio di un'Europa delle regioni, banalmente. Poi però quando andiamo sul pratico diciamo no, facciamo così, diamo più soldi ai territori, diamo meno soldi ai fondi di coesione e li diamo a gestire gli stati nazionali. Ma qual è il motivo vero? Perché siccome devi far posto al budget europeo alla difesa e devi investire in armamenti, appunto quel mondo lì, cosa succede? Che alla fine poi il territorio, la regione perde completamente appunto la propria autonomia finanziaria, perde completamente qualsiasi idea di progettualità e alla fine della fiera perde il senso dell'esistenza della regione stessa. Ma questo per dire, è uscito qualche articolo in questi giorni proprio legato anche alle regionali, che già lo si vede, no, sta roba qua, che si rischia veramente di perdere il senso della regione, no? Sull'astensione, no? Allora, per esempio, c'era un articolo che era uscito sul Fatto tipo 10 giorni fa, dove si diceva che il calo dell'astensione per le regionali sta a significare che la gente ha meno fiducia nell'istituto regionale. E dico, ma ti credo che magari c'è... Allora, prima non è vero che magari... Ma anche fosse, il problema non è tanto... come dire, il problema è legato al fatto, non è tanto sul discorso della mancata affezione, non so, al governatore, a parte che si vota ogni settimana, poi la gente dice, vabbè, non riesco più a capirci niente, no? Ok, questo è molto anche più semplice il discorso, più che tante analisi. Ma la cosa singolare è che se chiaramente la regione non è più in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, è ovvio che no, praticamente non attrae più quel senso che ha avuto magari per esempio durante il Covid, o magari anche se c'è una battaglia mediatica contro l'autonomia dove si vede che per esempio dove si vuole far passare che le regioni sono il male assoluto contro lo Stato centrale, beh, capite bene che dopo è ovvio che poi la gente a forza di dire questo dice vabbè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, per esempio, no, c'è uno come De Pascale, no? Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, è andato alla festa del Foglio pochi giorni fa e dice sulle regionali c'è un tema drammatico di fiducia dei cittadini. Abbiamo una certa bulimia di poteri delle regioni, per esempio con l'autonomia differenziata, e parallelamente votano sistematicamente meno del 50% dei aventi diritti. Quando aumenti il potere e riduci la legittimazione popolare è un pericolo. Cioè, ma scusate, De Pascale poi è lo stesso che aumenta il ticket sanitario, no? Perché ha avuto meno soldi da Roma per garantire una certa qualità dei servizi ospedalieri. De Pascale è lo stesso che va a combattere a Bruxelles per l'argomento di cui parlavamo prima, non vedersi ridurre i fondi di coesione. Quindi qua il problema non è tanto che le regioni sono bulimiche di potere, le regioni vogliono avere i poteri ma anche le risorse per definirle. Allora il tema anche dell'autonomia differenziata, di cui abbiamo parlato milioni di volte, qui ragioniamoci sopra, non è il fatto che la regione si sostituisce allo Stato centrale. La regione vuole contrattare con lo Stato centrale alcune materie dove ritiene di essere migliore nella gestione della cosa pubblica, ma che non che lo ritiene perché è supponente, ma perché viene naturale. Se devo gestire la protezione civile, io regione sarò più bravo, perché conosco il territorio a menadito. Se devo gestire magari alcune politiche lavorative, sarò più bravo io perché so le caratteristiche, non so, di alcuni distretti produttivi, di alcune, magari voglio insediare puntare, non so, sul terziario, sulla finanza, per esempio, di più sul turismo, e quindi è ovvio che io posso essere più bravo a gestire i fondi in autonomia nel mio territorio piuttosto che passare o dipendere da politiche nazionali che sono generaliste e essendo tali
non hanno chiaramente la capacità di intervenire nel dettaglio in favore di un determinato territorio. Quindi, per ricapitolare, cioè il tema non è che sia una questione non c'è una questione di disaffezione. La disaffezione avviene per il fatto che stanno lavorando sia a livello europeo che a livello purtroppo italiano per andare contro un sistema, chiamiamolo regionale, che però è alla base della, diciamola tutta, convivenza civile stessa, perché è quel corpo intermedio che non può essere il comune, in quanto giustamente ha una capacità di azione limitata, non può essere lo Stato centrale perché ha altri, come dire, obiettivi e soprattutto altri problemi da gestire. La regione è proprio quel corpo intermedio che permette di garantire una efficienza della qualità della vita e dei servizi offerti dall'amministrazione pubblica in un determinato territorio, perché ha anche una visione leggermente più ampia rispetto al comune, chiaramente, e ovviamente molto di più rispetto a una singola provincia, no? Per cui c'è una manovra a tenaglia purtroppo da parte dello Stato centrale e da parte anche dell'Unione Europea nei confronti delle regioni che, ragazzi, dobbiamo vigilare, stare attenti e segnalare questo problema, combatterlo questo problema qua, perché se finiscono le regioni, se vengono esautorate, depauperate, ammazzate le regioni, e poi ragazzi non abbiamo più, siamo un po' nudi di fatto di fronte a qualsiasi evenienza, perché dopo saremmo gestiti o dallo Stato centrale, che chiaramente non può essere efficiente nei nostri confronti, o dal comune, che però è troppo piccolo per essere capace di offrirci il meglio che può offrire un'amministrazione pubblica verso un cittadino. Ragazzi, lunga vita alle regioni sempre, e mi raccomando, ragioniamoci sopra, noi sempre, qui a Radio Libertà con Giuliano Zulin. Ci sentiamo la prossima settimana, buona autonomia a tutti.